Giovedì 7 settembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia messa in primo piano riguarda il dissesto della fabbrica di Mel. Parliamo della storica ACC, l'ex vertice chiamato a risarcire 4 milioni di euro, ribaltata la prima sentenza, condannati amministratori e sindaci della vecchia società. Castro finalmente accertate le responsabilità, i sindacati, giustizia è fatta. L'approfondimento di Dalanese a pagina 14. La foto di copertina purtroppo si apre con un'altra tragedia sulle montagne bellunesi. Base jumper si schianta e muore in Tofana, si era lanciato sotto gli occhi di due amici. Base jumper muore in Tofana, lo specialista australiano Jay Driscoll si è schiantato ieri mattina nel canalino del Prete e ha perso la vita sotto gli occhi di due amici. Il 38enne arrivato a Cortina dall'Oceania è precipitato per 200 metri all'altezza dell'arrivo del secondo troncone della Freccia del Cielo. L'approfondimento di Sosso a pagina 26. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: accordi ULSS-AISM, i malati gravi di sclerosi multipla saranno curati a domicilio. I malati di sclerosi multipla gravi e gravissimi avranno le terapie riabilitative a domicilio, accordo tra ULSS numero 1 e Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L'approfondimento a pagina 15. Alluvione in Brasile, bellunesi mobilitati, aiutiamo gli emigranti, notizia che riguarda anche la realtà associativa dell'ABM e la sua famiglia, in particolare presente a Taquari Antas. Livina Longo morto sul lavoro in funivia, domani sciopero per 2 ore. CGIL e UIL proclamano 2 ore di sciopero domani dopo la morte di Massimo Crepaz. Oggi a Livina Longo l'ultimo saluto. Santo Stefano di Cadore, famiglia travolta, Angelica in colpa della strage, un guasto all'auto. Angelica Hatter in carcere alla Giudecca, sembra convinta che a causare l'investimento sia stato un guasto alla sua auto. L'approfondimento a pagina 27. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano è quella che abbiamo trovato come foto di copertina sull'edizione del Corriere delle Alpi, ovvero una tragedia sulle Tofane. Si schianta lanciandosi dalla Tofana, la vittima è un 38enne australiano. La villa si è aperta in ritardo e si è sfracellato 200 metri sotto davanti a due amici. L'approfondimento di Longhi a pagina 11. Foto di copertina: cinema, alla Mostra di Venezia, un'anteprima del lavoro. Marmolada, ecco il documentario. L'elicottero sul ghiacciaio della Marmolada era il 3 luglio del 2022 quando morirono 11 persone a causa del distaccamento di questo serraco che vediamo in questa stessa fotografia. Crisi d'asma forestale, muore nella notte a 47 anni. Iris Sappada si è svegliata avvolta nello sconforto e nella tristezza per l'improvvisa scomparsa di Leo Benedetti, 47 anni, morto nella notte tra martedì e mercoledì per un arresto cardiaco legato a una crisi di asma. La notizia della tragedia ha fatto immediatamente il giro del paese e delle località limitrofe dove l'operatore forestale aveva lavorato ed era stimato e conosciuto. Tutti lo ricordano impegnato con determinazione e pragmatismo nella cura e manutenzione delle aree boschive di Sappada e delle zone circostanti. La sua presenza era costante e attiva anche nell'ambito sociale, dove era sempre disponibile a rimboccarsi le maniche. L'approfondimento di Toscani a pagina 11. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, anche il Gazzettino dedica spazio alla sentenza degli ex amministratori ACC che sono stati condannati al maxi risarcimento. Ulteriore approfondimento invece del Gazzettino sul futuro delle scuole bellunesi, tutte divise almeno in 2 sedi, solo gli studenti dell'Ollino resteranno nel loro istituto. E da parte della provincia di Belluno abbiamo fatto la nostra parte, non chiedete nuovi accorpamenti. Nel 2024 viene dato ormai per certo il doppio accorpamento Dolomie e Calvi di Belluno e degli istituti di Cortina. La consigliera Serenella Bogana, nonché sindaca del comune di Alano di Piave: con questo dimensionamento il nostro territorio ha già dato ed abbiamo fatto la nostra parte ampiamente. Richiami dal mondo sportivo, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Dopo Alissa D'Inca, un'altra bellunese nell'Italia di rugby, la promettente feltrina Silvia Fente. La rassegna, anche il Festival Vertigini rende omaggio al Vaillant. L'approfondimento di De Bon a pagina 15.
Livinallongo, morto lungo la seggiovia, oggi l'addio a mano, il paese si ferma per il funerale di Massimo Crepaz, intanto CGIL e UIL annunciano sciopero per domani, la CISL pronta a costituire un fondo. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, proseguiremo con l'edizione del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 2, crisi di aule e container, istituti divisi in 4 sedi. I grandi lavori per l'edilizia scolastica e i tanti ritardi impongono sistemazioni in vari edifici prefabbricati, locali presi in affitto dalla provincia in seminario, in parrocchia e moduli in cortile sono la normalità. I record traslochi al Galilei Tiziano e anche al Catullo con alunni dispersi in varie sistemazioni. Ancora da definire il quadro per il Renier in attesa di una soluzione a giorni. E sempre in merito agli istituti scolastici della provincia, adeguamento sismico al Segato, la ditta esclusa non si dà per vinta, l'opera milionaria affidata alla Terna Costruzioni, ma Deone SPA arriva fino al Consiglio di Stato. Si parla ancora di scuola, a pagina 3 del Gazzettino di Belluno, 2 accorpamenti di più non si può. I dirigenti scolastici scenderanno a 560 in regione che chiede la fusione di istituti. La consigliera Bogana già dato confusioni Calvi Dolomie e a Cortina. Trasporti Dolomiti Bus, già 1250 abbonamenti venduti, si può fare online. La società spiega che per evitare code ci sono posti disponibili ad Agordo, Calalzo e Cortina. Siamo a pagina 5, sanità in provincia di Belluno, sclerosi multipla, qui incidenza più alta. Il direttore del reparto di neurologia del San Martino spiega: a scatenare la malattia pare siano anche fattori ambientali. Ieri il commissario Ursula Dalbene ha dato voce a chi segue i pazienti. Tra Belluno e Feltre sono poco meno di 500. Il primario Ferracci: negli ultimi 25 anni la ricerca ha portato farmaci efficaci che consentono una vita lavorativa. E sempre in merito a questo approfondimento, siglato il patto tra USL e AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, riabilitazione e cure a domicilio. Il servizio attivo da ieri è per i malati gravi o gravissime con difficoltà a muoversi. Le iniziative, altra notizia che troviamo a pagina 5, basta morti sul lavoro, sciopero e un fondo per Mamo, UIL e CGIL indicano 2 ore di stop, oggi Livinallongo si ferma per l'addio a Massimo Crepaz. Nel giorno dell'addio a Massimo Crepaz, il tecnico deceduto lunedì ad Arabba in comune di Livinallongo mentre effettuava un lavoro di manutenzione all'impianto di risalita a Padone 1, i sindacati annunciano 2 iniziative per fermare le morti bianche. Oggi la Camera del Lavoro di Belluno e UIL Belluno presenteranno lo sciopero indetto per venerdì e intanto la CISL ha chiesto un incontro urgente a tutte le associazioni datoriali del territorio per costituire un fondo a favore della famiglia del tecnico agordino. Oggi il paese di Livinallongo del Col di Lana si fermerà. È stato indetto il lutto cittadino per il tragico incidente sul luogo di lavoro in cui ha perso la vita il nostro concittadino Massimo Crepaz di anni 57, scrive il sindaco Leandro Grones nella sua ordinanza. Alle 14 nella chiesa dei Pieve di Livinallongo: non ci sono addii per noi, ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori, si legge negli annunci. Siamo a pagina 7, notizia che ci porta nel capoluogo, argini blindati, ora Veneggia è più sicura, i 2 corsi d'acqua che si incontrano al ponte della statale 50, rialzati e sistemati con un maxi intervento che sta per terminare. Investimento da oltre 1 milione di euro, ora l'ultimo stralcio, da 380.000 addirittura d'arrivo, in cantiere i servizi forestali. L'assessore regionale Bottaccino: è fondamentale prevenzione del rischio in una zona di insediamenti abitativi e commerciali. Artusato al lavoro a Palazzo Piloni, nuovo incarico, l'ex numero 1 di Veneto Strade in provincia è il nuovo dirigente dell'area difesa del suolo e della viabilità. La proposta: il Bard boccia la fusione dei comuni, un placebo e i contributi finiscono. Il presidente Bona: invece di promuovere queste iniziative si ripristini l'elettività delle province. Passiamo a Feltre, autobus sostitutivi addio, torna il treno per Treviso, domenica la linea chiusa da febbraio per lavori di elettrificazione sarà riaperta, allargate le gallerie, modificati i binari, realizzati i basamenti dei futuri tralicci. Ancora da Feltre, nuove comunità energetiche, il 40 per conoscere il progetto, comune in prima fila, entro martedì bisogna confermare l'interesse. Altre 2 notizie che riguardano Feltre: la collezione Franzoia nasce in mostra a Venezia e ancora uso consapevole dei farmaci, l'USL organizza un incontro, l'appuntamento è per mercoledì 13 aprile alle 17 nella sala convegni dell'ospedale di Feltre.
Da Feltre alla Mon, festa del fagiolo, ultime rifiniture prima che decolli la 32esima edizione, a pieno regime la complessa macchina che cura l'organizzazione dell'evento. Gesio Maggiore, trasformazione dei prodotti locali, il centro cresce, alle battute finali la realizzazione del polo, poi via con il bando. All'anno di Piave ATS, cambio dei contatori in corso, e da San Gregorio nelle Alpi, viaggio nei segreti delle nuove tecnologie con i docenti del Fab Lab, l'incontro punta ad approfondire temi di grande attualità. E adesso la notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina: crack ACC, ex manager condannati, la Corte d'Appello di Milano accoglie il ricorso del commissario contro la precedente sentenza che aveva negato il risarcimento. Luca Ramella, Paolo Pecorella e Fausto Cosi dovranno restituire oltre 4,6 milioni di euro, la soddisfazione di Castro. Il Centro per la Formazione compie 70 anni, sabato la festa, notizia che interessa il Centro di Formazione, attivo appunto da oltre 70 anni, con sede nel comune di Sedico. 2 tragedie a pagina 11, la prima ci porta a Sappada, crisi d'asma, al paese piange il forestale Leo Benedetti, appassionato di sci, fondo Fauner ricorda il suo tifo. Altruista, amante della natura e dello sport, Leo lascia un vuoto nella sua comunità e nella sua famiglia, già provata dalla scomparsa 4 anni fa del fratello Eddie di 47 anni, portato via da un tumore. Anche il sindaco di Sappada, Manuel Pillerhofer, nel testimoniare la vicinanza alla madre Lina e alla sorella Monica, sottolinea la disponibilità di Leo per il suo paese, lo descrive sempre con il sorriso e buono di cuore e fa presente i bei ricordi legati al pellegrinaggio al santuario austriaco di Maria Lugao. Base jumper si sfracella dalla Tofana, australiano precipita per 200 metri nel canalino del Prete, la vela si apre in ritardo, inevitabile l'impatto con il ghiaione, era salito in funivia con altri 2 appassionati che hanno assistito e chiamato i soccorsi, ma non c'era più nulla da fare. E in questo scatto vediamo il luogo dove è avvenuta la tragedia, si lancia per un base jumper dalla Tofana e si sfracella sul ghiaione sottostante dopo un volo di 200 metri. Alla tragedia ieri in mattinata hanno assistito impietriti 2 amici di Francis J. Driscoll, 38enne australiano. Il gruppetto, tutti appassionati di base jumper, era salito in quota con la funivia Freccia del Cielo con l'intenzione di lanciarsi dalla sommità. La salma è stata ricomposta e portata in un punto più sicuro per il recupero, concluso sempre dall'elicottero dell'Air Service Center con un gancio baricentrico di 20 metri e portata in piazzola Cortina per essere affidata agli addetti dell'impresa funebre. Per l'intera durata delle operazioni di soccorso, poco meno di 2 ore, il servizio della funivia Freccia del Cielo è stato bloccato, anche perché il punto in cui è atterrato l'australiano era visibile dai turisti nelle cabine. Quella scelta dai 3 australiani non è una base di partenza molto frequentata da chi ama questo tipo di lanci, anzi qualcuno qui giura di non aver mai visto prima nessuno con tute alari o parapendi o attrezzatura da base jumper. Ci si va d'inverno, ma per tutt'altro sport molti sci alpinisti lo scelgono per essere facilmente raggiungibile, comodo al paese e non molto appagante. Il nome Canalino del Prete risale ai tempi di Don Claudio Cassol, appassionato sci alpinista che amava scendere con gli sci ai piedi, questa severa incisione nella Tofana prima di farsi trovare pronto all'altare per celebrare la messa. Rimaniamo a Cortina, The Queen of Taste, la 7ª edizione, chiude l'estate della mondanità. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci all'interno dedicando spazio alle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 14, notizia di cui abbiamo già dato spazio leggendo il Gazzettino di Belluno. ACC, condannati gli ex amministratori, dovranno risarcire 4 milioni di euro. La Corte d'Appello punta il dito contro Ramella, Pecorella e Cosi. Agli ex sindaci contestata la mancanza vigilanza. Le posizioni dei FIOM, CGIL e Wilm Will, sindacati, atto di giustizia. Donazzan, assessora regionale, vicenda amara. Continuiamo con le notizie che riguardano il territorio bellunese, ma in questo caso le comunità di discendenti bellunesi. Siamo a pagina 16, un ciclone devasta il Brasile, aiutiamo i nostri migranti. La regione del Rio Grande do Sul colpita in maniera massiccia, siamo l'8ª provincia veneta. ABM in contatto con i bellunesi chiedono alla regione l'apertura di un conto corrente. Almeno 21 morti sono stati causati da un ciclone nel sud del Brasile. Le piogge torrenziali e i venti provocati da un ciclone extratropicale hanno colpito lo stato del Rio Grande do Sul. Più di 3.700 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di oltre 300 mm di pioggia caduti in meno di 24 ore. Le
autorità hanno lanciato un'allerta per possibili ulteriori inondazioni in arrivo. In tutta la mia vita non ho mai visto una cosa del genere, commenta Ismael Rosset, presidente della famiglia bellunese di Taquari Antas, e Marciano Giuriatti, la nonna originaria di Comerico Superiore, ha confidato ieri a Oscar De Bona, presidente dell'ABM, che la situazione è drammatica, aggiungendo che anche tanti nostri corregionali hanno perso tutto. Il bellunese Cesare Prezzi testimonia dal canto suo che in oltre 65 comuni nel cuore dello stato di Rio Grande do Sul in una sola notte sono stati distrutti le antiche costruzioni, chiesette in legno, capitelli e le prime abitazioni in legno dei coloni italiani ed europei, oltre a fabbriche e costruzioni generali. Sono dunque ore di apprensione per l'ABM rispetto alle conseguenze del ciclone che ha devastato il Rio Grande do Sul, colpendo Santa Teresa ma anche Taquari, dove è attiva la famiglia bellunese Taquari Antas, presieduta da Ismael Rosset, discendente di Sant'Antonio di Tortale. Il presidente De Bono assicura che siamo in costante contatto con Rosset e con altri nostri associati ABM presenti nella zona. La situazione è davvero difficile anche per la comunicazione diretta. Nei prossimi giorni, quando avremo un quadro della situazione più dettagliato, potremo capire come attivarci. L'ottava provincia veneta va aiutata in questo tragico momento e mi auguro che la Regione Veneto, dopo il lodevole e tempestivo sostegno morale, coordini l'apertura di un conto corrente a favore di queste nostre comunità. È la sollecitazione di Cesare Prezzi. La prima risposta è arrivata da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Sto seguendo con apprensione e dolore le notizie che giungono da Rio Grande do Sul, dove un ciclone extratropicale ha causato lutti e distruzioni. E un'altra alluvione invece ha interessato l'est Europa. Siamo in Slovenia, alluvione in Slovenia, la provincia di Belluno dona 2 ponti Bailey. Altre notizie che troviamo in questa pagina: Ente Provincia, Difesa Suolo e Viabilità, Michele Artusato il nuovo dirigente, più soldi e democrazia, le fusioni dei comuni non risolvono problemi. 2 notizie trovate anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 17, la neve sciabile scala le montagne, in 30 anni il limite è salito in 230 metri. L'ARPAV mette in evidenza gli effetti del cambiamento climatico, a rischio le stazioni invernali sotto quota 1500 metri. Aumentano gli incidenti, vademecum del parco per le escursioni in bicicletta, scuola, supplenti esclusi a causa dell'algoritmo, sindacati arrabbiati. E oggi a Conegliano i problemi della scuola nel congresso della CISL. Pagina 18, notizie che ci portano nel capoluogo, lavori di pubblica utilità, il comune cerca 2 operatori per il verde, modifiche in centro, mercato, stand spostati per Made in Valbelluna, domenica Alpini di Sousi in festa per il 55° anniversario. Continuiamo con pagina 19, economia, comunità energetica Feltrina via la raccolta delle adesioni. Dopo l'incontro illustrativo il comune avvia la manifestazione di interesse, per ora è rivolta ad aziende, amministrazioni limitrofe e associazioni. Notizia di spalle, Santa Giustina focolaio di Covid nella RSA di Meano. E invece, notizia che ci porta a Lamon, dagli scavi di San Donato a Lamon spunta una necropoli longobarda e in questi scatti possiamo vedere la zona interessata dal ritrovamento. Continuiamo con pagina 21, i RIS non sciolgono i dubbi sul coltello che ha ucciso Costa, notizia che ci porta dall'anno di Piave, la difesa di Dominguez solleva delle pesanti perplessità, chiesti domiciliari con il braccialetto, non è colpevole. Via Bagnol sul Cesse, investita sulle strisce, anziana all'ospedale, formazione e corso gratuito dell'ENAC per operatori elettrici. Continuiamo con pagina 22, il sintetico slitta ancora, delusione della Plavis, il presidente Bellus, tanti iscritti ma non abbiamo spazi e nessuna risposta dal comune sull'esigenza di una tettoia. Cisio Maggiore, quasi pronto il centro di trasformazione alimentare a Busche. E continuiamo con pagina 23, Borgo Valbelluna, alla casa di riposo di Trichiana lavori per migliorare l'efficienza, via libera in consiglio al piano da 180.000 euro per cambiare parte dei serramenti. Gianluca Franco è entrato in carica del gruppo di minoranza al posto di Flavia Colle. Notizie dall'Alpago, Chies, asini predati da lupi in Alpago, anche Zaia Salamalga Ilari, assalto in più nottate agli animali accuditi per hobby da Patrick Sommacal, sabato un incontro per parlare di conca, allevamenti e revisione delle norme UE. Ponte nelle Alpi, elementare Col di Cugnan per i 3 iscritti alla prima lezioni e maestre divise. Alpago, Madonna del Runal, sentieri sistemati per la celebrazione.
Siamo arrivi a Longo, oggi l'ultimo saluto a Massimo Crepaz, nel suo nome sciopero di 2 ore. CGIL e UIL invitano i lavoratori di tutta la provincia a fermarsi, costituiamo un fondo bellunese per le vittime del lavoro. La tragedia di lunedì alla seggiovia Padon 1, Funivie Arabba ricorda il collega e in questo scatto un primo piano di Massimo Crepaz, il luogo dove purtroppo è avvenuta la tragedia. Vallada, sicurezza stradale sulla provinciale a Celat, il limite cala ai 50. Alleghe, scontro, auto sottosopra. Notizie da Cortina, ecco la notizia riferita alla tragedia avvenuta sulla Tofana. Base jumper si schianta e muore in Tofana, stava volando sotto gli occhi di 2 amici. Il 38enne australiano era uno specialista, aveva appena pubblicato una storia dalla Freccia del Cielo sul profilo Instagram e vediamo appunto un primo piano di J. Francis Driscoll durante un soggiorno sulle Dolomiti e a destra un lancio con la tutelare tratto da una delle sue storie di Instagram. È precipitato per 200 metri impattando al suolo nel canalino del Prete. Angelica incolpa un guasto meccanico per la strage di luglio. La donna è alla Giudecca dove ha incontrato il fratello Martin, il difensore Triolo alla ricerca di documentazione psichiatrica. Angelica dà la colpa a un guasto meccanico nella sua cella dal carcere veneziano della Giudecca. La 31enne tedesca indagata per la strage di Santo Stefano di Cadore dello scorso 6 luglio sta sempre più prendendo coscienza di quello che di irrimediabile è successo quel maledetto pomeriggio. Ha sulla coscienza la morte di Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin e il pensiero del dolore causato alle loro famiglie non l'abbandona mai, non l'ha fatto apposta e questo continua a dirlo, ma questo non potrà mai consolarla. Allo stesso tempo Angelica Hatter sembra convinta che a causare l'investimento possa essere stato un problema alla sua Audi A3. È una delle ipotesi sul tavolo, soprattutto per i tanti chilometri percorsi dal mese di ottobre dello scorso anno in poi. Dopo aver lasciato Degenford in Baviera sarebbe arrivata in Grecia per poi risalire in Italia e passare per l'Alto Adige prima di ritrovarsi a Santo Stefano sul rettilineo di via Udine a circa 90 km orari. Non c'è alcun segno di frenata. Sappada, la comunità in lutto per Leo Benedetti, grande tifoso del fondo. E ancora Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, sotto le 3 cime sboccia la love story. Il cantautore bolognese e la giornalista Rai avvistati nelle stesse ore a Misurina. Dalla rubrica Cultura e Società l'approfondimento che ci porta a Venezia, la mostra del cinema in viaggio verso l'Europa con gli occhi dei migranti oltre le strette dell'inferno. Sogno e realtà si mescolano in Io Capitano di Matteo Garrone. In concorso per bloccare il traffico illegale è necessario ripristinare quello regolare. Addio a Montaldo, passione e impegno civile da Sacco e Vanzetti al Colossal Marco Polo, giovanissimo partigiano, poi il debutto come attore. A Venezia nel 61 rivelò tutto il suo talento con Tiro al piccone. Dalla rubrica Giorno e Notte, Santa Fosca si veste a festa per il ritorno degli alpeggi. Siamo a Selva di Cadore con la Desmontegada, con piatti della tradizione, giri in elicottero e sfilata delle mandrie. Sospirolo, festa a Pra della Meglia per ricordare DJ Energy e sostenere la famiglia. E ancora Cortina, teatro e piatti in salsa ladina, filodrammatica a Baita Resche. Continuiamo con lo sport, riforma dello sport insostenibile, il GS Fonzaso sospenderà l'attività. Ciclismo giovanile, il presidente Lira ha scritto a tutti gli organi nazionali, sopravviveranno solo le società generose. Automobili grosse. Automobilismo, 3 bellunesi in evidenza al rally di Piancavallo e ancora calcio di Serie D. Dolomiti, il portiere Bresolin ad Adria a caccia di riscatto. Rugby femminile, Silvia Fente emozione azzurra, prima chiamata in nazionale. La giovane del Feltre, ora la Benetton, è tra le invitate a Parma in vista del Giappone. Se dovesse essere confermata da Ranieri potrebbe andare al torneo in Sudafrica. Skeleton, Gaspari, i tricolori di spinta antipasto della stagione. Lampezzano sarà in gara fra 10 giorni nella sua cortina. L'obiettivo principale restano sempre i mondiali. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. In prevalenza sereno, salvo possibili nubi basse nelle ore più fredde sui rilievi prealpini, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.